noi andiamo adesso a Scampia, dove una squadra, il Donguanella, interessata naturalmente agli impianti, lotta tra difficoltà appunto ed illegalità proprio per giocare. Nello Di Costanzo. Si definiscono i volontari del calcio. Sono quelli che animano il Donguanella, l'unica squadra di un oratorio in Italia che disputa il campionato di promozione. Pochi mezzi a disposizione, ma passione e sacrificio. Un miracolo? Così è se vi pare, direbbe Pirandello. Tanti, ma veramente tanti i problemi che assillano questo team, nato in parrocchia e che ha come presidente Don Aniello Manganiello, prete che ha fatto della lotta alla camorra e alle illegalità una ragione di vita. La squadra gioca allo stadio comunale di via Ugo Pratta a Scampia senza tifosi da quando è iniziato il torneo. Tutte le partite si svolgono quindi a porte chiuse per un problema di sicurezza. Sì, perché la mancanza di divisorio sugli spalti per impedire che le tifoserie, quella ospite e quella locale, possano venire a contatto. Quindi la polizia non dà i necessari permessi perché ecco, i cancelli possano rimanere aperti. Chiediamo che a questo nostro impegno per rendere più bello questo quartiere, anche attraverso lo sport, il comune e la municipalità diano il loro contributo. Non si può solamente aspettare che i cittadini facciano la loro parte. Prima di tutto le istituzioni. In questi 3 mesi è stato un rimpallo di responsabilità. Io ho fatto la spola tra San Giacomo e la municipalità di Scampia con i miei collaboratori. Non è possibile, non è pensabile che si possa tirare a lungo su un problema che non richiede somme inverosimili, no? Per un divisorio. L'associazione sportiva Donguanella, nata nel 1994, dà un enorme contributo alla crescita sociale di un quartiere difficile come Scampia. Qui ci sono tanti ragazzi, circa 300, che attraverso il calcio hanno scelto la strada giusta, preferendola a quella sbagliata, fatta di violenza e sopraffazione. Per noi il calcio non è un fine, ma è uno strumento per dare la possibilità ai ragazzi di vivere momenti di gioco, di divertimento, ma anche di acquisire le regole necessarie da portare poi nella vita. Voi togliete i ragazzi dalla strada, ma la gente del posto, la gente di Scampia, come vi guarda? Ci guarda con grande simpatia, riconosce il nostro impegno, la nostra disponibilità, perché è importante che si dia anche la possibilità di dare un calcio a tutto ciò che può consentire delle devianze per quanto riguarda la vita dei ragazzi. Eppure c'è chi cerca quotidianamente di mettere il bastone tra le ruote a Don Manganiello e ai suoi giovani, come testimonia questa scena di un addetto al campo che con fare spiccio invita le nostre telecamere a lasciare lo stadio, comunicando altresì alla squadra che lì non può più giocare.